Lei fa parte del PD, una situazione anche all'interno del PD, un PD che va perdendo sempre terreno. Come vede lei un nuovo PD alla luce anche di questi dati elettorali che danno la Lega fortemente il recupero non solo a nord ma anche in Sicilia? Ma guardi, prima di ogni cosa per recuperare bisogna parlare della politica con la P maiuscola, quindi io quello che immagino è un PD che non debba essere litigioso, un PD che ha bisogno di confrontarsi al proprio interno ma non ha bisogno all'esterno di essere talmente litigioso, perché oggi la gente non ha interesse ad ascoltare quello che sono le diatribe della politica, la gente oggi ha interesse ad ascoltare può essere il tuo impegno e come puoi risolvere le problematiche nel territorio. E quindi io dico che oggi più che mai serve la buona politica dove io appartengo al Partito Democratico, però è chiaro che non seguirò né ora né mai l'aspetto litigioso, perché è una cosa che non mi appartiene, è una cosa per cui io sono molto distante, e quindi io vado avanti per quello che è il mio impegno e quello che è l'impegno sul territorio, perché quello che poi è il fine ultimo sarebbero a dire i cittadini e il nostro territorio, e pensare alla nostra provincia che negli anni pregressi e passati mi sembra che non abbia avuto grande attenzione da parte della politica. Come immagina la candidatura di Zingaretti al segretario nazionale? C'è questo forte dibattito, anche Raciti si è dimesso, insomma quale futuro immagina lei anche per la guida del PD, non solo in Sicilia ma anche in Italia? Ma guardi, ancora prima di parlare dell'aspetto nazionale che arriverà dopo, da qualche ora abbiamo saputo che, ovviamente si è saputo che ci sarà questo congresso regionale, allora bisognerebbe partire proprio dalla nostra regione, perché se non parti dalla tua regione e pensi al congresso nazionale con quella che è la grande confusione, perché non mi pare che ci sia come dire, una lettura chiara tra Zingaretti o altri. Qua bisogna ripartire al di là delle correnti, perché bisogna superare lo steccato delle correnti, perché oggi per quello che rimane, perché veramente continuando in questo modo non potremmo né ora né mai essere un partito attrattivo. Allora andare al di là delle correnti e cercare di fare un progetto più unitario possibile. Poi dico, per carità, io ovviamente sono un deputato, ce ne sono tanti altri autorevoli deputati, però questo è il mio pensiero, ma è un pensiero che non è il mio pensiero perché lo dico a voce, è un pensiero che lo dico e lo faccio, perché a me, come ribadisco, non interessano le liti, interessa lavorare per il territorio, le liti le lascia ad altre.